Mont-Saint-Michel è un'isola che segue il variare delle maree, un comune continentale della Normandia, in Francia. Si trova a 8 km di distanza dal campeggio di Pontorson, dove abbiamo sostato e che abbiamo scelto per poter arrivare a Mont-Saint-Michel in bicicletta. Saint-Michel È tutto qua. dritto, È mi ha tutto detto. dritto, Tutto esatto, dritto. infatti. Siamo arrivati con le nostre fedeli biciclette al Moulin di Moadry. Ora andiamo a visitarlo. L'indicazione dice che è stato ricostruito secondo l'antico criterio di fabbricazione per la produzione di farine. Quella è la strada da dove siamo arrivati e ancora una volta rivediamo Mont-Saint-Michel. Vedete, di fronte a noi abbiamo le Mont-Saint-Michel. Erano anni, anzi vorrei dire forse decenni, che sognavo di venire a visitare questo luogo. E finalmente adesso ci sono riuscita. E per di più in bicicletta. Fantastico! Pedalando verso il Mont Saint-Michel ci si rende conto che è al centro di una baia. Abbiamo anche scoperto che in questa baia confluiscono 3 fiumi, il Quesnon, maggiore di essi, la Sélune e la Sé. Nel tempo i depositi dei fiumi e delle alte maree hanno aumentato le terre coltivabili e destinabili a pascoli, creando o aumentando nuove economie agricole ed alimentari. Ortaggi, cereali e pascoli per ovini sono oggi parte del paesaggio intorno alla baia. Mont Saint-Michel divenne nel XIX e XX secolo meta ambita non solo dei pellegrini classici, ma anche di una forma di turismo culturale. E per questo vennero costruite strade e dighe che in sinergia con gli effetti naturali stavano modificando grandemente la geografia della baia. Fu così che alla fine degli anni 90 e nella prima decade degli anni 2000 sono stati implementati grandi cambiamenti strutturali per mantenere le caratteristiche geoambientali, economiche e turistiche della baia. Le più evidenti di queste sono state la costruzione di una diga mobile sul fiume Quesnon, che si vede molto bene dalla nostra bici, lo smantellamento della strada e del parcheggio a ridosso del monte, sostituiti da una passerella sopraelevata che collega il monte alla baia e che permette alle acque di potersi muovere, passerella abilitata solo per i pedoni e bici e per il servizio di navette continue adibite al trasporto dei turisti. Queste scelte gestionali si sono dimostrate efficienti ed efficaci. La magia, il silenzio, il rumore della natura, i movimenti delle maree, tutto è ancora lì. Eccoci a Mont Saint-Michel. Siamo in realtà fuori dal monte, nella baia, che in questo momento è asciutta in bassa marea. L'estensione di quest'area è notevole e questo ci dà l'idea di come le maree possono essere intrusive nella vita delle persone, dei paesi. Tant'è vero che quest'area in realtà ha subito delle bonifiche, non propriamente intorno a ridosso del monte, ma tutta intorno, sì, bonifiche che hanno permesso di trasformare delle terre che si sommergevano con le maree in terre fertili da coltivare. E adesso coltivano ortaggi, grano turco, erba, prati per gli animali.
L'ingresso al monte è caratterizzato dalla presenza di 3 portoni, di cui uno anche con ponte levatoio, costruiti nei vari secoli per la difesa dagli attacchi degli inglesi, dei normanni e anche delle rivalità tra duchi regionali. Il Mont Saint-Michel è stato per molto tempo conteso tra le regioni della Bretagna e della Normandia, quest'ultima alla fine l'ha spuntata. Il borgo è molto caratteristico, accogliente. Lo è oggi, ma lo era anche nei tempi passati. I pellegrini più ricchi trovavano ospitalità nelle taverne, quelli più poveri nelle sale comuni alla base della cattedrale. Ospitalità che, data ai pellegrini, era componente della benedizione divina che ritornava all'ospite. Ed una volta in alto si apre lo spettacolo. Non ci sono barriere all'orizzonte, solo il piccolo isolotto di Tombelaine a 3 chilometri dal monte. E sì, le distanze percepite dai nostri sensi non sono molto attendibili e lo si capisce solo quando provi a camminare in baia. Bene, abbiamo visto l'alta marea, ora il mare si sta ritirando. Abbiamo preso una guida per fare il giro della baia in bassa marea. Alors ce petit moulin, c'est ce qu'on appelle un moulin de rempart, et il y en avait autrefois sur les remparts autour de nos pays. Et c'est un des derniers existants en Europe. Noi ci siamo limitate a fare un giretto, accompagnate da una guida locale, Jean-Pierre, preparato, appassionato e anche un po' sornione. Tutti a piedi nudi da subito, anche sul selciato della strada di servizio a sud-ovest, dove solitamente i turisti non vanno, ma dove Jean-Pierre racconta aneddoti e storie del passato, l'utilizzo del mulino e anche delle prigioni. Sono organizzate frequentemente delle traversate più o meno lunghe della baia, in corrispondenza di idonee condizioni di marea e di situazioni atmosferiche e climatiche. Sicuramente la sabbia ed il fango della baia sono più accoglienti e piacevoli sotto i nostri piedi. Ed ecco le sabbie mobili, a ridosso della confluenza tra le acque del fiume e quelle della baia, ed effettivamente si sprofonda molto bene. I can hear the raindrops falling. It's cold outside, and I kind of feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. Pensavo l'acqua fosse più fredda. Invece è piacevole camminarci dentro. La sabbia è molto morbida sotto i piedi e nessuna conchiglia inopportuna ha disturbato la camminata. Siamo nella baia di Mont Saint-Michel, c'è un vento incredibile, abbiamo i piedi nell'acqua, stiamo facendo un La tradizione dei cavalli nella baia di Mont Saint-Michel è molto importante e affonda le sue radici nel passato.
Durante i secoli passati, i cavalli sono stati utilizzati come mezzo di trasporto per attraversare la baia, soprattutto durante le maree basse, quando il terreno è più solido. Oggi è diventata un'attrazione turistica molto popolare e offre un modo unico per esplorare e scoprire l'ambiente particolare di questa meravigliosa area. Che spettacolo! Stiamo andando a visitare i prati salmastri, anche se Marisa non lo sa, che si trovano intorno alla baia di Mont Saint-Michel e che vengono parzialmente o completamente sommersi durante le alte maree. Con il termine francese pré-salé ci si riferisce a questi prati salati dove pascolano le pecore e i montoni. Grazie alla dieta a base di erbe saline e alghe, la carne degli ovini che vivono in questa zona è molto tenera, molto pregiata ed ha un gusto leggermente salato. Questa è la ragione per cui il termine pré-salé, se riferito alla carne, può essere tradotto presalato. Sei sicura che abbiamo lasciato Mont Saint-Michel? Non so, vedo un sacco di verde qua, qualche montone all'orizzonte. Però guarda lì. Ah, forse sono quei terreni dove ci sono le erbe che si sono adattate alla salinità dell'acqua del mare, che le copre durante le alte maree, in parte si insinua in questi cunicoli, in queste piccole insenature piene d'acqua e fa sì che ci siano questi che si chiamano presalé, che hanno una carne molto buona. La nostra. A Mont Saint-Michel che abbiamo l'angioletto che ci protegge stasera.